Buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati anche oggi al nostro appuntamento con Focus TG, appuntamento per tenervi informati, per tenervi aggiornati di tutto quello che è successo e sta succedendo in Veneto, nel nostro territorio. Come di consueto siamo in diretta, lo saremo fino alle 13:30, questo vuol dire che abbiamo davanti a noi un'ora e mezza per parlare di tanta cronaca, dobbiamo spostarci di provincia in provincia per raccontarvi i fatti che sono avvenuti, che riguardano purtroppo, lo vedrete più avanti, anche notizie di cronaca nera, ma poi c'è tanta attualità, la pagina dedicata alla sanità, dobbiamo parlare d'estate, dobbiamo parlare degli alpini, dobbiamo parlare anche di turismo. Tutto questo senza farci mancare i nostri collegamenti in diretta con i nostri colleghi, con i nostri giornalisti da tutte le province del Veneto. Ebbene, allora entriamo subito nel vivo di questa edizione giornaliera. Da poco passato mezzogiorno e noi apriamo la pagina di cronaca tornando a parlare di un incidente, lo ricorderete tutti, un drammatico incidente che è avvenuto in zona Postumia venerdì scorso a San Pietro Ingù. Sono state identificate le vittime di questo tragico incidente, sono tutte giovanissime, identificate grazie alle impronte digitali, stavano tornando a casa, lo ricorderete, dopo aver trascorso la giornata a lavorare in un vigneto. Vediamo. Oltre a Soufiane, marocchino di 22 anni alla guida della Multipla nella gabbia di lamiere di Velt dallo schianto lungo la Postumia, sono morti altri due suoi connazionali di 19 e 26 anni e un ragazzo nigeriano di 27 anni. Sono stati identificati tutti e quattro gli stranieri morti nel tremendo incidente stradale avvenuto a San Pietro Ingù. Le questure di Padova e Vicenza sono risaliti alle loro identità grazie alle impronte digitali. Uno dei due superstiti, dopo essere stato ricoverato all'ospedale di Cittadella, intanto è tornato a casa a Cologna Veneta, comune del Veronese, dove viveva insieme ad alcuni dei sei e da dove ogni mattina partiva per andare a lavorare nelle campagne venete. Sulla morte di questi giovani ragazzi incombe l'ombra del caporalato. L'auto su cui viaggiavano era un vecchio modello di Fiat Multipla intestato ad una cooperativa che nel 2019 era finita sotto inchiesta proprio per lo sfruttamento di stranieri nei campi di tabacco. In carcere all'epoca era finito un caporale marocchino. Secondo le prime ammissioni dei due superstiti, quel giorno i sei africani si erano svegliati alle 4 del mattino per andare a lavorare in un vigneto. Venivano pagati 6 euro l'ora e l'auto su cui viaggiavano era vecchia e forse senza manutenzione da anni. E ieri si è consumata una tragedia all'aeroporto di Asiago, una tragedia che è avvenuta in mattinata all'aeroporto Sartori, colto da un malore in fase di atterraggio. È morto il pilota, un pilota esperto di questo aeroplano, pensate, senza che l'altro passeggero si accorgesse di nulla. Tocca il suolo con il biplano storico che sta conducendo e muore. Tragedia all'aeroporto Romeo Sartori di Asiago, dove il pilota di un aereo degli anni 30, un Tiger Moth con a bordo un cameraman della casa di produzione padovana Iole Film, in fase d'atterraggio è stato colto da un malore fatale. Si è accasciato sulla pulsantiera e per Renato Fornaciari, 74 anni, residente a Rovereto, aviatore esperto, non c'è stato nulla da fare. I due avrebbero dovuto realizzare alcune riprese del film L'isola che non c'è, la vera storia del soldato Peter Pan, che racconta la vicenda del soldato austro-ungarico morto nel 1918 sul Monte Grappa e sepolto nel sacrario di Cima Grappa. Partiti da Asiago erano diretti verso Marcesina, ma a causa di scarsa visibilità per nubi basse stavano rientrando. Fornaciari sarebbe stato colto da arresto cardiaco proprio poco prima di toccare terra, per poi uscire di pista e fermarsi nell'erba, facendo ruotare il velivolo di 90 gradi, salvando la vita al passeggero che, sedendo al posto davanti, non si sarebbe accorto di nulla. La manovra ha subito insospettito i controllori dell'aeroporto, che hanno fatto scattare i soccorsi, ma ormai per il 74enne era troppo tardi. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno estratto il pilota senza vita dall'abitacolo, i sanitari del SUEM 118 e i carabinieri.
E adesso ci spostiamo in provincia di Treviso perché la comunità di Quinto di Treviso è sconvolta per il doppio dramma consumatosi in pochi giorni. Lei, 55 anni, muore per un edema cerebrale e lui, il marito di 54 anni, si toglie la vita durante i funerali della sua amata. Oggi pomeriggio, per l'ultimo saluto a Giovanna Vanin, per tutti i JoJo, ci saranno bikers da tutta Italia, uniti nella passione per le Harley. Ma non ci sarà lui, Luca Simeonato. Un dolore troppo grande lo ha spinto a togliersi la vita alla vigilia dei funerali della sua amata Giovanna, scomparsa venerdì scorso dopo 4 giorni di coma per un edema cerebrale a soli 55 anni. Nell'ultimo weekend di Luca Simeonato si è consumato il dramma di una coppia che stava insieme da 27 anni, inseparabili nella vita e ora anche nella morte. In un cantiere edile di Quinto di Treviso, nel pomeriggio di ieri, la macabra scoperta del corpo del 54enne che gestiva l'officina negozio Shop 74 in paese. Poco prima, una telefonata al parroco, nella quale, pur ancora sconvolto, non sembrava aver già pensato a quel gesto estremo che ha scioccato tutta la comunità. Un doppio dramma che oggi vedrà un posto vuoto in chiesa, mentre fuori romperanno i motori di quelle moto che per Luca e JoJo erano una passione senza fine. E adesso ci spostiamo nel Bassanese, precisamente a Rosà, dove una ragazza è stata investita da un'auto pirata. Si cercano testimoni. Una giovane di Campo San Martino è stata travolta da un'auto pirata mentre attraversava la strada in pieno centro a Rosà. È avvenuto verso la mezzanotte di venerdì, quando la 23enne dell'Alta Padovana è stata investita in pieno mentre si trovava in via Nazionale da una vettura che viaggiava in direzione di Cittadella. La ragazza ha riportato ferite e contusioni e tuttora non è in grado di camminare, tanto che è costretta temporaneamente su una sedia a rotelle. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e pare che, grazie ad alcuni fotogrammi, il cerchio si stia stringendo sul conducente dell'auto pirata. Si cercano comunque testimoni che possono contribuire a far luce sul sinistro. Grave infortunio ieri mattina al porto di Marghera. Si tratta di un giovane ragazzo. I sindacati alzano la voce e dicono basta incidenti sul lavoro. Vediamo. Un giovane addetto del settore logistico al lavoro su una nave sarebbe caduto da un'altezza di circa 3 metri sbattendo la testa questa mattina presso il Terminal Vecon di Porto Marghera. Secondo le prime informazioni, l'operaio ha 20 anni ed è stato assunto con contratto interinale. È stato soccorso dai sanitari del 118 che l'hanno stabilizzato e trasportato all'ospedale di Mestre d'urgenza, dove è ricoverato in prognosi riservata. I sindacati, nell'esprimere profonda tristezza e amarezza, dicono basta. Siamo costernati, affranti, molto addolorati perché si è verificato l'ennesimo incidente infortunio sul lavoro, che è una condizione devastante, insomma, anche solo a prenderne la notizia che possa succedere. E come si dice che un lavoratore vada a lavorare che poi non riesca a tornare a casa con le sue gambe, devastante. Tanto più un lavoratore giovane all'interno del porto di Venezia, che è un lavoro pericoloso, dove l'adeguata formazione che sicuramente viene fatta non è mai troppo adeguata se succedono queste cose. Ancora da ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il ragazzo potrebbe anche essersi sporto troppo dai percorsi protetti previsti. Ma se dovessero essere accertate anomalie, Marino De Terlizzi, segretario della FIT-CISL Veneto, ha annunciato che fermeranno il porto. Una persona, ha detto, non deve morire di lavoro. In questo i sindacati sono uniti. Non ci associamo alle dichiarazioni di circostanza, insomma, non ci basta. Noi anche attraverso eventuali mobilitazioni attiveremo tutto quanto è nelle nostre possibilità, innanzitutto per fare chiarezza sulle dinamiche della vicenda e sulle eventuali responsabilità, ma poi perché in tutto il porto di Venezia e di Chioggia vengano seriamente e concretamente applicate le normative che riguardano la prevenzione di infortuni e della sicurezza, che molto spesso rischiano di essere solo sulla carta, poi se la gente si continua a far male c'è sicuramente qualcosa che non funziona e compito e ruolo nostro è vigilare perché questo non succeda, nostro in senso come segreterie ma soprattutto come RLS e delegati. E adesso ci spostiamo nel Padovano.
purtroppo la conta degli incidenti sulle strade padovane non è finita, continua un brutto schianto nella notte tra sabato e domenica, è avvenuto in autostrada. I vigili del fuoco sono intervenuti sulla 4 tra gli svincoli di Padova Ovest e Grisignano, dove un furgone si era rovesciato dopo aver tamponato un altro veicolo, provocando 2 feriti. I pompieri arrivati da Padova hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i feriti sono stati trasferiti in ospedale. Lungo la A31, all'altezza del casello di Monselice, invece, un uomo nella mattinata di domenica è uscito di strada, forse a causa di un malore, e ha perso la vita. Quindi ancora notizie di purtroppo incidenti stradali e cronaca nera nel padovano. Adesso però ci prendiamo un minuto di pausa, noi rientriamo subito con tantissime altre notizie, abbiamo la pagina di cronaca da completare e poi, come vi dicevo, attualità, tanti approfondimenti, dobbiamo parlare di sanità, abbiamo i nostri collegamenti con il territorio, quindi restate con noi, a fra poco. E come promesso, dopo un minuto, rieccoci in diretta con Focus TG. Continuiamo con le notizie di cronaca, ci spostiamo a Padova per parlare di truffe online, in questo caso truffe sentimentali online, sgominata proprio a Padova una rete internazionale di truffatori. Vediamo. Adescavano donne straniere sole e spesso fragili sui siti di incontro online e poi le spillavano soldi. La Guardia di Finanza di Padova, controllando il flusso di somme di denaro ingenti dall'estero, ha scoperto una rete di truffatori. 2 nigeriani sono stati così denunciati per riciclaggio. I truffatori si fingevano uomini d'affari e professionisti, contattavano nei social network e siti di appuntamento online donne residenti in Australia, Stati Uniti, Hong Kong, Germania, Polonia, Portogallo e Svizzera. Poi, dopo aver instaurato una relazione sentimentale virtuale, iniziavano le richieste di aiuti economici per delle fantomatiche situazioni di necessità, prestiti per pagare biglietti aerei o visite mediche o per delle difficoltà economiche capitate all'improvviso. Una volta sottratto il denaro, l'autore della truffa, che generalmente si celava dietro false identità e operava da remoto, spariva interrompendo i rapporti. In 2 anni sui conti correnti dei 2 cittadini nigeriani residenti nel Padovano sono stati depositati 400.000 euro. I 2 stranieri sono stati denunciati dalla Procura della Repubblica di Padova perché avrebbero messo a disposizione i propri rapporti finanziari dove sono confluite le somme illecite e li avrebbero repentinamente svuotati tramite prelevamenti, acquisti di criptovalute o ricariche su carte prepagate per ostacolare l'identificazione della truffa. Purtroppo, durante la pandemia, ha sottolineato la Guardia di Finanza, questi tipi di raggiri sono aumentati, facendo leva sulla solitudine delle persone e incentivate soprattutto dalla diffusione della tecnologia e dall'isolamento. E i locali di Marghera, alcuni locali di Marghera, sono stati letteralmente bersagliati dai ladri che si sono concentrati nell'area di Piazza Mercato e di via Mutilati del Lavoro. Quindi ci spostiamo adesso nel veneziano, vi raccontiamo tutto nel prossimo servizio. Raffica di furti in bar, pizzerie, pub e ristoranti di Marghera. Alcuni andati a segno, altri no, ma i commercianti della zona sono a dir poco esasperati. L'ultimo, in ordine cronologico, il marciano di via Rossarol. 3 persone alle 4 del mattino sono entrate sfondando la vetrina con un paletto sradicato poco prima del marciapiede. Sul posto la polizia. Ma i ladri erano già riusciti a scappare con la cassa e il barattolo delle mance, poco più di 300 euro. Non è tanto l'ammanco, scrivono in un post su Facebook i titolari, quanto i danni materiali. Noi di certo non molliamo, si legge ancora, e ci auguriamo che il karma faccia il suo dovere. I titolari hanno postato anche le foto delle telecamere del sistema di videosorveglianza in cui si vedono gli autori, 2 uomini e una donna. L'area maggiormente presa di mira è quella tra via Mutilati del Lavoro e Piazza Mercato. Spacciava droga, specialmente cocaina, all'interno della propria auto per sfuggire ai controlli. Non è bastato questo a un pusher vicentino pizzicato dalla polizia locale.
Non solo ha violato il provvedimento del questore di divieto di ritorno a Vicenza per 3 anni, ma è stato pizzicato dalla polizia locale mentre spacciava. Pensava di farla franca e deludere i controlli. Il pusher 26enne, denunciato, che ha ceduto la droga a bordo di una macchina in via Faccio. Gli agenti in borghese del NOS hanno notato l'auto con un uomo alla guida e una donna nel sedile del passeggero che si fermavano. Salito a bordo del veicolo, si è seduto nei sedili posteriori il 26enne e ha effettuato uno scambio veloce con la 56enne, poi segnalata per consumo di stupefacenti. Poi è sceso immediatamente per allontanarsi in corso Santi Felice Fortunato. Vistasi scoperta, l'acquirente ha consegnato la dose di cocaina sequestrata, mentre l'altra pattuglia ha raggiunto il giovane che è stato segnalato per spaccio e in osservanza del provvedimento a suo carico. E adesso ci spostiamo a Spresiano, quindi nel Trevigiano, per raccontarvi la vicenda di un ragazzo, di un giovanissimo che è stato vittima di una rapina in discoteca. Gli hanno strappato la collanina d'oro durante appunto questa festa studentesca. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri. Gli hanno strappato la collanina e dato un ceffone, poi si sono dileguati fra la folla presente nella pista da ballo. I carabinieri della compagnia di Treviso stanno indagando su 2 episodi che hanno coinvolto 2 minori presso la discoteca Odissea di Spresiano nella tarda serata di sabato scorso. Gli episodi sono accaduti durante una festa studentesca nel giardino estivo del locale a loro esclusivamente dedicato, mentre nelle sale interne i clienti divisi dall'esterno trascorrevano la serata per seguire un altro spettacolo senza essere coinvolti in fatti analoghi. Nel pieno della festa studentesca, verso l'1 della notte, un giovanissimo che si trovava in pista a ballare sarebbe stato affrontato da alcuni giovani che gli avrebbero sottratto la collanina in oro che portava al collo e dopo averlo colpito con uno schiaffo gli avrebbero sottratto anche il telefono cellulare che teneva in tasca. Nonostante il tempestivo intervento della security, che dispone di 30 addetti alla sicurezza, le ricerche degli autori della rapina sono rimaste senza esito. Prima o poi qualche responsabile di queste azioni verrà preso, consegnato alle forze dell'ordine, come è giusto che sia. Questo tipo di rapine fra i giovani sono in aumento, il reato è grave e gli autori forse non se ne rendono conto. Chi strappa dal collo di una persona una collana commette il reato di rapina e non quello più lieve di furto con strappo. Sempre durante la festa ai carabinieri è stato inoltre denunciato il furto ad opera di ignoti ad un secondo minorenne a cui era stato rubato il portafoglio che conteneva documenti personali e qualche decina di euro. Il gestore dell'Odissea, Giannino Venerandi, però non ci sta a far passare il suo locale come poco sicuro. Essendo degli atti molto veloci, non è facile individuarli. Anche con il nostro servizio di telecamere non sempre si riesce. I nostri clienti sono sempre avvisati di stare attenti agli effetti personali. Purtroppo può accadere che qualche malintenzionato possa approfittare dei più deboli o disattenti. Fatti così possono accadere ovunque, conclude Venerandi. Nel nostro locale siamo super organizzati sia per l'assistenza sanitaria che sul fronte della sicurezza all'interno e all'esterno del locale. Nel prossimo servizio non parliamo di rapine ma di furti, un furto avvenuto a Tiene, o meglio, avevano tentato di rubare all'interno di un supermercato, poi erano riusciti in qualche modo a farla franca, ma le indagini dei carabinieri hanno inchiodato i colpevoli. Tiene individuati e denunciati dai carabinieri 2 giovani che erano sfuggiti alla cattura dopo aver rubato generi alimentari in un supermercato di Viale Europa. I fatti risalgono al 23 febbraio scorso. Un terzetto di ragazzi aveva tentato di sottrarre dagli scaffali generi alimentari e altri oggetti senza pagarli alle casse. Un'azione fulminea a ridosso dell'orario di chiusura del negozio, ma erano stati notati da un addetto alla vigilanza che aveva tentato loro di impedire la fuga. L'uomo, schivando un pugno, era riuscito a bloccare un 20enne marocchino di seconda generazione con l'aiuto dei militari che, dopo averlo arrestato, avevano recuperato anche la refurtiva. Con l'esame delle immagini di videosorveglianza del negozio, le indagini successive degli investigatori hanno permesso di identificare anche i 2 componenti della gang sfuggiti alla cattura. Si tratta di 2 soggetti extracomunitari, di cui un minorenne. Sono accusati di tentato furto aggravato in concorso.
E continuiamo a parlare di furti, ci spostiamo nel Trevigiano, derubano gli alpini e scappano contromano. La polizia indaga sul furto, ma la rabbia tra le penne nere, la delusione e la frustrazione monta. Non è solo la rabbia per il furto, ma anche il fatto che quei soldi servivano per le donazioni e i lavori di ristrutturazione della sede. Alpini derubati. La polizia indaga sui malviventi che hanno fatto sparire l'incasso dello stand gastronomico organizzato dalle penne nere alla manifestazione Regioni d'Europa questo weekend sulle mura di Treviso. Uno dei malviventi ha atteso che il cassiere degli alpini salisse in auto per trasportare l'incasso delle giornate di venerdì e sabato alla sede trevigiana. Quando ha posato sul sedile del passeggero la busta con il denaro, il ladro, con una mossa fulminea, ha preso i soldi ed è salito a bordo di una jeep guidata da un complice. Il cassiere si è subito messo all'inseguimento dei ladri, che hanno però svoltato nella prima strada a destra, imboccando contromano via Caccianiga, e sono riusciti così a dileguarsi. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza avrebbero immortalato le fasi del furto. E adesso le immagini che vedrete si riferiscono a un episodio di cronaca avvenuto nel Bellunese, un salvataggio la notte scorsa nei pressi del ponte sul lago di Auronzo. Una trattativa estenuante tra il negoziatore dei carabinieri del nucleo investigativo di Belluno e una donna di 53 anni che sembra, a causa di problemi personali, aveva manifestato la decisione di compiere un gesto estremo, scavalcando la barriera del ponte pedonale e gettandosi nelle acque, insomma, a lanciare l'allarme. I familiari, i colloqui sono andati avanti, pensate, dalle 23:30 di sera sino all'1 di notte, mentre in acqua si sono posizionati i gommoni dei vigili del fuoco. La donna a un tratto si è lanciata in acqua, ma è stata prontamente recuperata dai pompieri di Santo Stefano e di Pieve di Cadore, presenti sul posto con il nucleo sommozzatori. La 53enne è stata trasferita all'ospedale di Belluno, dove si trova ricoverata in osservazione. Adesso restiamo a parlare di cronaca, ma cambiamo scenario, non le acque ma la strada. Ancora un episodio che riguarda ciò che avviene, insomma, sulle strade del nostro territorio. Denunciato un 44enne responsabile del danneggiamento di 18 automobili. Aveva bucato le gomme a 18 auto parcheggiate in sosta in via Sarpi. È stato rintracciato dai carabinieri e denunciato il 44enne tunisino senza fissa dimora ritenuto responsabile del danneggiamento avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 maggio. Ad intervenire i militari della sezione radiomobile del NORM, che erano stati allertati dai proprietari dei veicoli lasciati nelle strisce blu, che si sono trovati le gomme squarciate e conseguenti danni da pagare. Grazie ad un'attenta attività di indagine, i carabinieri sono riusciti a risalire al responsabile. Piccola pausa pubblicitaria adesso, ma torneremo prestissimo con davvero tante altre notizie di cronaca, con l'attualità, e poi vi ho detto avremo un collegamento importante da Noventa Padovana per dei fatti di cronaca di cui aggiornarvi. Tanti altri approfondimenti, tutto questo a Focus TG, a fra poco. Manca una manciata di secondi per le 12:30, noi siamo in diretta con Focus TG, ancora per un'ora per tenervi compagnia, per tenervi aggiornati su tutto quello che è successo e sta succedendo in Veneto, nel nostro territorio. Ebbene, continuiamo con la cronaca, già tante le notizie, insomma, che vi abbiamo dato, che abbiamo visto insieme in questa prima mezz'ora. Adesso però dobbiamo parlare di un episodio che si è verificato a Bassano del Grappa in macchina sul Ponte Vecchio. Ebbene sì, ricorderete tutti, insomma, che un gruppetto, insomma, di anziani che un mese fa aveva attraversato
il Ponte Vecchio. In macchina nella notte fra venerdì e sabato è toccato invece a un giovane trasgredire alle regole, un giovane che si è avventurato alla guida della sua Volkswagen sul Monumento Nazionale. La registrazione delle telecamere insomma ha lasciato sbigottiti le forze dell'ordine, la polizia locale. La spiegazione che il ragazzo ha fornito ai vigili del fuoco è davvero curiosa. Vediamo tutto nel prossimo servizio. È passato un mese da quando una comitiva di anziani in visita a Bassano ha imboccato con l'auto il Ponte Vecchio, trovando pure il tempo per scattare qualche fotografia. E l'altra notte il Monumento Nazionale è stato nuovamente teatro del passaggio di un veicolo. Verso le 3 della nottata fra venerdì e sabato un giovane della zona è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del ponte mentre transitava con la sua Volkswagen, proveniente dal centro città e diretto verso Angarano. Purtroppo un soggetto nella tarda serata di venerdì, anzi sabato mattina presto, è transitato sul ponte compiendo numerose infrazioni. L'automobilista ha messo in fila una serie di infrazioni, compresi 2 passaggi in ZTL, il transito sul ponte, via Angarano in contromano, e ha espletato impellenti bisogni personali in piazzetta Guadagnin. Il conto da pagare è piuttosto salato e supera di parecchio la quota dei 500 euro. Già sabato nel primo pomeriggio gli sono state notificate 5 sanzioni, per cui 2 di ZTL, una per il passaggio sul ponte, una per il contromano in via Angarano e una per aver fatto i suoi bisogni in piazzetta Guadagnin. Resta da capire il perché di questa notte brava. Sentite come ha motivato l'automobilista le sue infrazioni al comando della polizia locale. In maniera ingenua ha detto che è stata una delusione amorosa a portarlo a compiere questi gesti. Impedire il passaggio sul ponte di altre auto è virtualmente impossibile perché va lasciato lo spazio per il transito di eventuali mezzi di soccorso. Però l'assessorato sta lavorando per inserire nei regolamenti comunali una norma durissima per bacchettare emulatori, sbadati e altre vittime di delusioni d'amore. Non riusciremo a impedire il passaggio se proprio uno ne vuole, ma le sanzioni dovranno essere adeguate a quello che è il gesto contro il nostro monumento nazionale. E adesso ci spostiamo in provincia di Vicenza, dove si è reso necessario l'intervento dei carabinieri per far uscire da un autobus una donna che aveva scelto proprio quell'autobus come rifugio notturno. È stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di servizio pubblico una donna trentenne di origini serbe che, dopo aver trascorso la notte in un autobus, si era rifiutata di scendere dal mezzo. Erano stati inizialmente gli stessi dipendenti di SVT a sollecitare la donna domiciliata a Creazzo ad uscire dopo averla sorpresa addormentata nel bus parcheggiato all'autostazione verso le 6 del mattino. Visto il rifiuto e la violenta reazione della donna, il personale di servizio ha allertato i carabinieri. I militari della sezione radiomobile sono riusciti a far desistere la trentenne, ma espletando le procedure di rito sono stati ripetutamente ingiuriati ed offesi. E riesplode a Venezia il problema della movida nel mirino, soprattutto tour alcolici, addio al celibato, ma anche gli imbrattamenti, lo smaltimento dei bicchieri. Insomma, in città monta la polemica. Il post-pandemia ha riportato in primo piano i problemi della vita notturna veneziana. Durante i servizi di controllo degli ultimi 2 fine settimana, la polizia locale ha multato 27 persone e ne ha denunciate 5 per disturbo della quiete pubblica. Gli interventi in Campo Santa Margherita e a Rialto. Ad agenti di polizia locale, polizia metropolitana, polizia di Stato e carabinieri è stato anche affiancato personale in motoscafo per scoraggiare e contrastare i cosiddetti barchini della movida. Ma a Campo Santa Margherita e Rialto non sono gli unici centri della movida veneziana. Fondamenta degli Ormesini e poco più avanti Fondamenta della Misericordia sono 2 lunghissime per l'appunto fondamenta piene di locali affollati sia di giorno che di notte, ma la sera soprattutto dopo una certa ora iniziano i problemi. Ci sono anche tanti veneziani indubbiamente, ci sono studenti, stranieri, ma la maggior parte è sabato e domenica è tutta gente che viene a Treviso, Vicentini, Padovani, solo che finché viene gente diciamo a alto livello bene, ma quando vengono come l'altra sera, sabato sera, a sfregiare questa città con sti nubilati celibati. Sono maleducati perché sono 2 generazioni che non insegnano l'educazione ai ragazzi e questo è un problema di fondo, mica solo di Venezia, fondamentalmente Ormesini, in generale.
A lei personalmente è mai capitato di dover fronteggiare una situazione antipatica, vale a dire delle persone che facevano confusione qua davanti? Per cui... Assolutamente, succede anche questo, soprattutto di sabato, perché si è molto frequentato da tanti feste tipo di annobilato oppure di accelibato, e quindi si crea parecchia confusione. Altro problema è lo smaltimento di bicchieri e bottiglie che in sovrabbondanza ricoprono la mattina seguente le aree della movida. Ci sono poi gli imbrattamenti dei muri, quello della Basilica del Redentore è solo la punta dell'iceberg. D'intesa con l'ANCE, la soprintendenza, l'associazione Masegni e Nissioeti ha proposto al comune una campagna di sensibilizzazione nelle scuole. Io ricordo sempre che a Venezia che scrivi su un muro o che scrivi sulla chiesa del Redentore vai in penale lo stesso, quindi ricordo che ognuno deve essere responsabile di quello che fa. Che scrivi su un muro o che scrivi sulla chiesa, tu sei già, quando scrivi qui a Venezia sei già in denuncia penale. E restiamo a Venezia anche per i prossimi 2 servizi, perché dobbiamo parlare dei gondolieri sub nuovamente all'opera per raccogliere i rifiuti nei canali. Pensate che in una mattinata ne sono stati recuperati oltre 900 kg. Un ventilatore, un carretto per il trasporto delle valigie, un estintore, tubi, vetri, copertoni e migliaia di bottiglie, per un totale di 900 kg di materiale. È quanto recuperato dai gondolieri sub. Dopo il successo degli interventi precedenti che hanno consentito il recupero di varie tonnellate di rifiuti che giacevano da tempo sui fondali dei canali e rii veneziani, i 10 volontari tra sub e aiutanti si sono immersi ieri dalle 8 alle 14 circa nel canale della Misericordia. La prossima sarà un'immersione dimostrativa e si terrà sabato 4 giugno durante il Salone Nautico, con il palombaro d'epoca e 2 sommozzatori con attrezzature moderne. Sempre a Venezia si è parlato di crisi climatica con la protesta di Greenpeace. È la colorata manifestazione di protesta messa in scena stamane da Greenpeace a Venezia per denunciare come le principali aziende petrolifere e del gas in Europa sfruttino pubblicità e sponsorizzazioni per distogliere l'attenzione dalle loro responsabilità nella crisi climatica, dicono i manifestanti, che minaccia la stessa esistenza di città come Venezia. Città come Venezia sono in pericolo a causa dei cambiamenti climatici, quegli stessi cambiamenti climatici che sono causati principalmente dalle aziende del petrolio e del gas come Eni, Shell, Total Energies e Repsol. Siamo qua per denunciare l'inganno di queste compagnie, il loro tentativo di greenwashing, di sembrare più sostenibili e più attente all'ambiente di quanto sono, e per chiedere all'Unione Europea una legge che vieti una volta per tutte le sponsorizzazioni e le pubblicità delle aziende responsabili della crisi climatica. Spostandosi in barca tra i canali, volontari e volontarie si sono posizionati di fronte ai luoghi simbolo come Piazza San Marco e il Ponte dei Sospiri, inscenando l'ultimo tour prima che la città venga sommersa dall'acqua. Questa non è una semplice provocazione, hanno concluso i manifestanti, ma un grido d'allarme per il destino della città e una denuncia dei principali responsabili della crisi climatica. Maxi operazione della Guardia di Finanza, siamo nel Trevigiano, 2 laboratori tessili abusivi finiti nel mirino delle fiamme gialle. Laboratorio tessile allestito abusivamente nel garage di casa, gli scarti di lavorazione bruciati all'aperto. Doppia denuncia alla Procura della Repubblica per un imprenditore cinese 40enne di Quinto di Treviso accusato di violazione delle norme antincendio e di combustione illecita di rifiuti, la cosiddetta norma a terra dei fuochi. Scenario analogo, quello di un laboratorio tessile ricavato da un connazionale nello scantinato, anche a Zero Branco. Nell'ambito del controllo del territorio abbiamo individuato questi 2 laboratori che erano situati all'interno di cantine e garage di 2 abitazioni ad uso residenziale, e quindi li abbiamo sottoposti a sequestro in quanto erano privi delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi del lavoro. Nei 2 seminterrati, entrambi di circa 200 metri quadrati, non c'erano aerazione e uscite di sicurezza. Gli estintori erano privi di manutenzione, gli impianti elettrici non erano a norma e i fili penzolavano sulle postazioni.
prestazioni dei lavoratori. I finanzieri trevigiani hanno posto sotto sequestro 35 macchinari per la lavorazione dei capi d'abbigliamento e 300 kg di rifiuti smaltiti illecitamente. A Quinto anche una porzione di terreno di circa 50 metri quadrati. Abbiamo individuato e sottoposto a sequestro un'area adiacente al laboratorio tessile che era destinata alla combustione degli scarti delle lavorazioni e in questo modo si evitava di procedere al corretto smaltimento dei rifiuti. Area di cui il comune di Quinto ha imposto con un'ordinanza la bonifica. I due imprenditori cinesi che avevano in appalto lavori da imprese locali avevano assunto regolarmente ciascuno dei propri 4-5 dipendenti che vivevano ai piani superiori delle due abitazioni finite nel mirino dei finanzieri e degli uffici tecnici dei rispettivi comuni. I locali dopo il sequestro non hanno più riaperto e quindi sono stati tolti dal mercato due esercizi che di fatto agivano in modo totalmente scorretto e sleale a discapito di operatori che operano correttamente rispettando quelle che sono le normative. E adesso ci spostiamo a Piombino Dese, dove sono stati salvati 5 vitelli. Vitelli volanti non si erano ancora visti a Piombino Dese. Lunedì mattina però, per salvare 5 animali di un'azienda agricola, sono stati imbragati e fatti uscire da una vasca di raccolta di liquami in cui erano caduti grazie a un autogru. I vitelli erano caduti a causa di una griglia di scolo. Il proprietario si è subito mobilitato per salvare gli animali. Ha dovuto però chiedere l'intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati da Cittadella, supportati dai colleghi della centrale di Padova, con al seguito un autogru. Le operazioni di recupero hanno impiegato i pompieri per oltre 4 ore. Un piccolo break pubblicitario adesso, rientriamo fra poco con tante altre notizie. e 43, sono quasi le 12:45, ma ve lo dico per essere precisi, per ricordarvi che noi siamo in diretta per tenervi informati su tutto quello che succede nel nostro territorio. Vi avevo promesso un importante collegamento con la nostra collega Valentina Visentin da Noventa Padovana per importanti aggiornamenti di cronaca. Ebbene, vedo pronta con 2 ospiti Valentina Visentin, a cui do il buongiorno e cedo subito la linea. Sì, buongiorno Alex, siamo all'esterno del municipio di Noventa Padovana per raccontarvi questa storia, cosa ha scoperto la polizia locale. Un centinaio circa di residenze fittizie, persone che dicevano di abitare a Noventa per eludere il fisco, per ricevere il reddito di cittadinanza, ma che di fatto invece non abitavano qui, non si erano mai viste. Qui con me c'è il vice sindaco di Noventa Padovana, Nicola Cannistraci, che ci spiega un po' e ci dà qualche dato in più su quanto è emerso da questa indagine. Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto i miei ringraziamenti vanno al comando di polizia locale e al comandante Mario Carrai, che assieme agli uffici comunali e all'ufficio anagrafe ha portato a compimento questa indagine. La sicurezza nel comune di Noventa Padovana sta dipanando su più fronti e direi che questo è un ottimo tassello che si aggiunge ai tanti altri. Lascerei la parola al comandante che vi spiega nel dettaglio esattamente il tutto. Grazie. Il comandante Mario Carrai, come siete arrivati a scoprire che queste persone di fatto a Noventa non c'erano mai state? Buongiorno anche da parte mia a tutti i telespettatori. Allora, siamo partiti da un'indagine che nel mese di novembre del 2021. Abbiamo incrociato tutta una serie di informazioni che avevamo ottenuto da fonti diverse, a cominciare anche dalla scuola, dove i bimbi non si vedevano da mesi, non frequentavano più. E abbiamo incrociato poi i dati anche grazie al nostro sistema di videosorveglianza con le targhe di questi cittadini e abbiamo visto che anche su questo fronte non si vedevano informazioni poi naturalmente sul territorio, sopralluoghi di varia natura
per confermare quello che poi avevamo sti sospetti. È un'indagine che sta ancora, anche nonostante siano passati pochi mesi, ha dato già tanto, ma che darà molto di più, perché vediamo che il numero è al crescere. Ecco Alex, allora da 90 Padovana è tutto, ti restituisco la linea. Allora, grazie Valentina Visentin, grazie anche ai due ospiti che hai portato ai nostri microfoni. Noi rientriamo in studio per chiudere per un attimo, insomma, la pagina di cronaca e apriamo quella dell'attualità. Perché? Perché parliamo di rincari, parliamo di aumento dei prezzi, anche di un prodotto simbolo delle nostre giornate, che insomma è un prodotto che consumiamo grosso modo tutti. Parliamo del caffè al bar. Ebbene, siamo stati a Padova in una delle più note pasticcerie della città, proprio per cercare di capire come è stato anche così accettato, come è stata presa dai turisti, dai cittadini, dai clienti la scelta di aumentare di 10 centesimi il costo della tazzina di caffè. Vediamo. Adesso lei a quanto vende il caffè? Allora, prima di aumentare il caffè io ci penso 1000 volte, perché è un prezzo che tocca molto la clientela, l'opinione pubblica, il giornalismo, eccetera eccetera, perché chi aumenta per primo finisce sempre su tutti i giornali additato come l'untore o chissà cosa. Ad ogni modo ci sono stati degli aumenti generalizzati tremendi, siamo passati dalla bolletta dell'elettricità che si è triplicata da 3.000 a 9.000 euro, da 4.000 a 12.000 euro, cose incredibili, e è aumentato tutto quanto. A un certo punto uno cosa fa? O abbassa la qualità o per mantenere inalterata la qualità aumenta i prezzi, e noi abbiamo messo un cartello come al solito prima di aumentare, un cartello una settimana prima, avvertendo i nostri clienti: guardate, siamo obbligati a ritoccare i nostri prezzi per mantenere inalterata la nostra qualità alla quale siete abituati. Per cui dopo tanto tempo, tanti anni che avevamo il caffè a 1,20 €, l'abbiamo portato a 1,30 €. Abbiamo ritoccato di 10 centesimi tutta la caffetteria, quindi il caffè da 1,20 a 1,30, il decaffeinato da 1,30 a 1,40, il cappuccino da 1,50 a 1,60 e così via. La stessa cosa abbiamo dovuto farla per la pasticceria, la brioche è stata portata da 1,30 a 1,40, la pastina, noi facciamo ancora quelle grandi che siamo in pochi a farle, da 1,50 a 1,60 e così via. Insomma, ci siamo dovuti adeguare, non c'era assolutamente scelta, e mi auguro che sia sufficiente questo, perché qui le cose continuano a peggiorare. Sono un po' preoccupato per il futuro. I miei nonni, allora l'attività l'ha cominciata dal mio bisnonno, ma i miei nonni hanno attraversato la guerra e hanno avuto sicuramente delle difficoltà tremende. E io ogni volta che avevo qualche difficoltà pensavo a loro e dicevo: se ce l'hanno fatta loro, cioè, ce la farò sicuramente anche io. Adesso sono un po' preoccupato si sta mettendo sempre peggio. Queste parole non gliele avevo mai sentite dire. È un po' un sentimento generalizzato, insomma, qua siamo proprio nel cuore delle piazze, questo che lei ci ha raccontato in questo momento anche tra i suoi colleghi. Sì, con il fatto che aumenti tutto, compresa la benzina, fa sì che la gente rinunci al superfluo, e superfluo può diventare anche la colazione la mattina. Faccio di nuovo riferimento ai miei nonni che mi dicevano: durante il tempo di guerra la gente rinunciava a tutto, però alla domenica il dolcetto se lo comprava, per cui io sono sempre ottimista di fondo, sono sicuro che supereremo anche questa. Però bisogna che si risolva questa questione in Ucraina, perché sta bloccando tutto il mondo. E avete sentito, la nostra collega Chiara Gaiani ci ha raccontato dei rincari della tazzina di caffè al bar, e non solo, abbiamo sentito tutti i prodotti della caffetteria, anche della pasticceria. Invece adesso Sharon Di Carlo ci racconta di come i cittadini hanno così scoperto e hanno accettato o meno il rincaro dei costi anche di un altro prodotto simbolo, soprattutto nei mesi caldi, il gelato.
Un gelato al limone, gelato al limone. Ad un buon gelato è sempre difficile dire di no, soprattutto con l'arrivo del caldo. Quest'anno arrivato con largo anticipo e con il primo grande caldo sono arrivati anche i primi grandi aumenti del gelato. Aumento del costo dell'energia, dello zucchero, delle uova e del latte che fanno aumentare il costo del gelato a più del 10%. È un lusso tutto ormai, specialmente per noi anziani. È una cosa impossibile uscire, fare spese e tutto quanto. Anche il gelato? Anche il gelato, sì. Allora compro delle vaschette e me le tengo in frigo da dove vado a fare la spesa e lì sono a posto. È tutto cresciuto. Non è che i costi sono aumentati così all'improvviso, qualcosa c'è sotto. Però io lo mangio lo stesso. Con i miei 85 anni, anche se faccio qualche strapazzo va bene. Non puoi neanche mangiarti il gelato con questi costi che ci sono. Non è una buona cosa, c'è la speculazione, questo è evidente, però non credo si possa fare diversamente, insomma. Il problema è politico. È una tristezza perché sono ghiotta di gelato e non ci rinuncio. Io invece ne approfitterò, se costa tanto il gelato e visto che ho bisogno di stare a dieta non lo mangio quest'anno, salto. E con l'avvicinarsi dell'estate, con le temperature in aumento, un altro prodotto che entra a far parte, insomma, della quotidianità in tante case, soprattutto ripetiamo d'estate, è la birra, una bella birra fresca, insomma, allieta sicuramente le serate e le giornate di tanti di noi. Ebbene, parliamo proprio di birra, ma non di rincari, perché dobbiamo parlare di beer sommelier. Che cos'è? Il beer sommelier è una figura professionale che proprio come il vino è così incaricata e deputata a degustare la birra, quindi bisogna essere esperti anche in questo, ed è di Bassano, pensate, il campione italiano 2022 di beer sommelier. Conosciamolo insieme meglio nel prossimo servizio. Un diploma a Monaco di Baviera nel 2015, 3 partecipazioni ai campionati italiani di beer sommelier, fino alla conquista del podio nel 2022 a Sant'Arcangelo di Romagna. È il bassanese Matteo Toso il migliore degustatore di birra d'Italia. È una qualifica che in realtà in Italia esiste da poco più di 10 anni, è nata, manco a dirlo, in Germania e in Austria circa nel 2005-2006. Diciamo che è una qualifica molto simile a quella del vino perché riguarda tutto quello che è l'aspetto sia conoscitivo ma soprattutto poi divulgativo della cultura birraia in questo caso. In Romagna la sede italiana dell'Accademia che conta 300 beer sommelier, 3 le prove a eliminazione del concorso con degustazione alla cieca di 10 birre nella fase eliminatoria, una vittoria che Matteo Toso vuole condividere. Anche se è un trofeo individuale, sono certo che l'allenamento di gruppo, il confronto e il fatto di poter avere qualcuno che ti supporta anche durante le sessioni proprio di allenamento, di degustazione alla cieca, mi abbia dato e ci abbia dato un vantaggio enorme, tant'è che tra i primi 10 in Italia siamo in 3 appunto colleghi, quindi che parteciperemo tra l'altro tutti ai prossimi mondiali di beer sommelier di Monaco di Baviera in programma l'11 di settembre. La sfida più difficile è la semifinale, racconta Matteo Toso, che spiega come la cultura della birra sia cresciuta grazie ai birrifici artigianali del territorio e per l'estate consiglia una birra di produzione recente. Consiglio a tutti sicuramente una birra dal tasso alcolico leggero, ovviamente tra i 4 e i 5 gradi, e con un finale lievemente amaro, perché il finale amaro comunque stimola innanzitutto l'appetito, le papille gustative, ma poi ci disseta e ci dà una sensazione di freschezza. Parliamo adesso del mercato agroalimentare di Padova che, insomma, con una città vera e propria di 2.500 persone coinvolte che ci lavorano, è il quinto in Italia per importanza. In MAP, il mercato agroalimentare di Padova, si apre alla città e prepara il bilancio sociale.
che elenca una serie di iniziative di solidarietà, di sostegno alle famiglie in difficoltà, di educazione civica con scuole e giovani. Un bilancio da 400 milioni di euro, contando tutti gli operatori che frequentano questa città, vissuta da più di 2.500 persone. Finora una vita notturna, ma su questo la rivoluzione è dietro l'angolo. I mercati principali nel mondo hanno cambiato gli orari, cioè lavorano di giorno, perché appunto con la gestione del freddo che c'è oggi, quindi i banchi frigo, i magazzini frigo, i camion frigo, non ha più senso lavorare di notte. Da 2 anni è iniziato un percorso di trasparenza con una serie di interventi per mettere a norma un sistema complesso per garantire sicurezza, dalla gestione dei rifiuti ai 3 defibrillatori presenti, alle 60 persone formate per essere in grado di intervenire con le manovre di rianimazione in caso di incidenti. La lunga sosta causata dal Covid ha dato il tempo di fare questi interventi. E soprattutto l'abbiamo aperto la città facendo tante iniziative nutrizionali per i bambini, formative, solidarietà col Museo della Medicina, lo stesso, cioè, ci siamo riagganciati alla città. La città comincia a sapere dov'è il mercato. Il MAP di Padova è il quinto d'Italia per importanza, un vero punto di riferimento, modello da seguire, l'Interporto, vicino di casa e tra i migliori del mondo. Dopo l'elezione del sindaco, Saia ha chiesto un'assemblea di tutti i soci per scegliere le linee guida da seguire per i prossimi 10 anni. Un mercato all'ingrosso che fornisce però merce anche a negozi e venditori ambulanti. E noi forniamo sia la grande distribuzione in parte minima. Voi immaginate, la grande distribuzione ha i suoi hub di gestione di frutta e verdura, ma non può immaginare di comprare la frutta e verdura esattamente che per quel giorno verrà venduta. Quindi c'è un margine che per la grande distribuzione può essere l'1, il 2, il 5%, ma per il nostro mercato sono milioni di euro che vengono a comprare all'ultimo minuto da noi. Anche i singoli cittadini possono acquistare direttamente qui, a fine giornata, che per loro significa le 7:30 del mattino. Intanto si punta ad ampliare gli spazi. Ora sono 40.000 metri quadrati, come 4 campi da calcio, ma in accordo con il comune l'obiettivo è acquisire altri spazi e aumentare i servizi. E adesso apriamo la pagina dedicata alla sanità, perché continuano ad arrivare decine, centinaia di segnalazioni di problemi di disorganizzazione all'interno dell'ULSS 7 Pedemontana del direttore generale Carlo Bramezza. Anche oggi ve ne proponiamo una. Le segnalazioni di disagi e disservizi nell'ULSS 7 del direttore generale Carlo Bramezza continuano ad arrivare sempre più numerose. Un vaso di Pandora che da quando è stato aperto non finisce di portare a galla storie di sofferenza, di pazienti in difficoltà, di famiglie arrabbiate e di disorganizzazione a scapito degli utenti. Ecco un'altra testimonianza sempre relativa al San Bassiano. A raccontarcela un paziente di 82 anni che oltre al danno subisce anche la beffa. Ho fatto la visita urologica. Dovevo fare la visita a febbraio e ho detto intanto faccia gli esami, faccio tutte le analisi, sicché adesso siamo a maggio, sono andato 2 volte, non c'è posto, attenda, è in lista, attenda, sicché quando mi chiameranno gli esami non sono più validi, sicché... E sul problema delle visite dirottate spesso, troppo spesso, ad Asiago e Sant'Orso, ecco cosa ci dice. Non ho nessuno che mi portino giù, capisci? I figli sono impegnati, non posso far perdere mezza giornata a loro. Insomma, sono problemi che devo risolvere, ma più vado col taxi. L'ho detto al CUP, se c'è il signor Bramezza che mi accompagna lui con la macchina, allora vado. E stanno avendo un grande successo ed è come è stata definita una triste vittoria. I gazebo per raccogliere le firme in tutta l'area del Bassanese, firme che riguardano una petizione proprio per chiedere di ridare dignità all'ospedale di Bassano, per risolvere tutti quelli che sono i problemi di disorganizzazione, disagi, di lunghe code, lunghe attese, spostamenti chilometrici da un ospedale all'altro, ritardi nelle visite, medici e infermieri che chiedono il trasferimento, tante problematiche, ripeto, che i cittadini comuni raccontano a chi ha organizzato appunto questa raccolta di firme. Pensate che l'altro giorno a Tezze sul Brenta, siamo vicino a Bassano, nel giro di un paio d'ore raccolte centinaia di firme. Vediamo. Le
letteralmente preso d'assalto il banchetto allestito in piazza a Tezze sul Brenta per raccogliere firme per ridare dignità all'ospedale di Bassano. Un'affluenza al di là di ogni aspettativa. Abbiamo già raccolto oltre 200 firme in poco più di 2 ore e mezza. Vengono qui apposta per lasciare la loro firma, lasciare la loro testimonianza e si rispecchiano in questi 3 punti che abbiamo evidenziato. Mio marito aspettava una visita urologica, ti mandano a Sant'Orso, ho detto io a Sant'Orso non ci vado perché la strada è troppo lunga, magari mi succede un incidente e così ho aspettato, se vado a Bassano bene, se no pazienza. È venuta qua a firmare oggi? Ma certo, ma e come? Anche senza le gambe vengo. No, va bene, no. Cioè non va, prima l'ospedale di Bassano era un ospedale, adesso non è più quello di prima. Io è un anno che aspetto per fare un intervento e mi hanno detto, vero, di fine estate, inizio autunno e io devo farlo perché non ne posso più. Non mi piace più l'ospedale di Bassano, con quei signori che la Zaia e Lanzarin col Covid era 24 ore su 24, adesso non ne più neanche uno. Cosa che sei sotto? Ho incontrato persone umane, ho incontrato persone che mi hanno guardato negli occhi, ho incontrato persone che mi hanno capita, però è questione di organizzazione, sì, perché l'aspetto umano c'è, lo vedo e questo carico di sofferenza è grande. Firmato perché va bene? O no? Non va bene. Per me no. Cosa soprattutto? Se uno vuole andare a Sant'Orso, mentre qua vicino, come è questa storia? Ti fa andare su Asiago, a Sant'Orso, a una vergogna con quegli ospedali che abbiamo. Non si può perché abbiamo un'età che abbiamo bisogno subito delle cose noi, no quando che dobbiamo prendersi anche pagare in tasca nostra. Bisogna che metta a posto le robe perché siamo stufi. E prima di andare in pubblicità chiudiamo la pagina della sanità spostandoci nell'ULSS 6 perché con il caldo, con l'aumento delle temperature si sta preparando il piano di assistenza per gli anziani. Estate e gran caldo in anticipo. L'USL 6 prepara il piano di interventi per tutelare gli anziani e i soggetti fragili che soffrono di più le alte temperature che vivono nel nostro territorio. In totale, nella provincia di Padova sono circa 37.000 i soggetti anziani tra i 70 e gli 80 anni. Ai medici di famiglia sono stati inviati gli elenchi di persone fragili come quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica. La rete dei servizi territoriali attende inoltre dai servizi sociali anche gli elenchi degli over 75 che vivono in condizioni di solitudine e che quindi potrebbero aver bisogno del servizio di telesoccorso. I medici di base, secondo la delibera emanata nelle scorse ore dall'USL Euganea, sono disponibili fino alle 10 del mattino per le visite a domicilio. La guardia medica è garantita dalle 10 del giorno prefestivo fino alle 8 del giorno post-festivo e tutti i giorni feriali dalle 20 alle 8. Altri servizi di supporto sono le strutture residenziali e semiresidenziali. E adesso, piccola pausa pubblicitaria, torniamo con tante altre notizie, a fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, siamo ancora in diretta per una poco più di 20 minuti, insomma poco più di una ventina di minuti fino alle 13:30. Questo vuol dire che c'è ancora tempo per parlare, per raccontarvi ancora tante notizie. Ci spostiamo in questo momento a Bassano del Grappa perché c'è una buona notizia che riguarda il Tempio Ossario. La ricerca dei fondi necessari per completare i lavori del Tempio Ossario fa segnare passi in avanti. Ce ne parla l'onorevole Germano Rachella. Buone notizie per il Tempio Ossario di Bassano. La ricerca dei fondi necessari ai lavori fa segnare passi in avanti.
Io mi auguro di essere addirittura d'arrivo. Dopo aver chiesto la documentazione al Comune di Bassano del Grappa per capire la cronistoria di cos'era successo, finalmente martedì ho appuntamento alla struttura di missione, che è quell'organo ministeriale nato per il centenario della Grande Guerra del Consiglio dei Ministri, per capire effettivamente quanto è messo a disposizione per il Tempio ossario di Bassano del Grappa. Dunque 1.700.000 euro potrebbero essere già disponibili, ma non bastano. Ecco come intende intervenire l'onorevole Rachella. Chiederò alla Regione Veneto se ci può anticipare quei 700-800.000 euro per poter finalmente portare a termine la ristrutturazione dell'ossario. E adesso parliamo di autonomia, perché è stata presentata ieri nella sede regionale del Partito Democratico a Padova la proposta di legge quadro per l'autonomia del Veneto. Vediamo tutto nel prossimo servizio. Il Partito Democratico ha definito la sua proposta di legge quadro per l'autonomia del Veneto dopo aver annunciato nelle scorse settimane le 7 materie, le prime secondo il PD per avviare una trattativa con il governo. Ora ecco sul tavolo la proposta che il segretario regionale Dem, Andrea Martella, consegnerà in tempi rapidi al ministro per gli affari regionali Maria Stella Gelmini. In questi anni siamo stati in una situazione di paralisi, quindi abbiamo cercato di indicare prima come uscire da questa paralisi, individuando delle materie su cui è possibile realizzare l'autonomia e che hanno a che fare con le imprese, con il lavoro e con la formazione. E oggi abbiamo voluto offrire una nostra proposta di legge quadro, dal momento che il governo con il ministro Gelmini ha detto che la vuole approvare rapidamente e noi stiamo dando in questo modo un contributo propositivo. I temi del lavoro, della formazione delle imprese per avviare un dialogo con il governo, scelti per importanza e perché non prevedono i livelli essenziali delle prestazioni, cosiddetti LEP. Ma tra le novità inserite nella proposta di legge quadro del PD anche il limite temporale di 1 anno per individuare strade e risorse anche per tutte quelle materie che prevedono le modalità con cui viene finanziato il trasferimento delle competenze. Noi abbiamo voluto individuare 7 materie per quanto ci riguarda fondamentali, sulle quali il giorno dopo l'approvazione della legge quadro è possibile realizzare l'autonomia, perché sono tutte materie che non prevedono i LEP, e cioè materie che il Veneto può iniziare ad esercitare da subito, il giorno dopo l'approvazione della legge quadro. Ciò non esclude la possibilità, naturalmente, che queste materie possano ulteriormente aumentare nell'ambito delle 23, ma soprattutto con un principio: ci servono delle competenze rispetto a qualcosa che serve realmente ai cittadini. Importante è stato il lavoro fatto dai consiglieri regionali del PD per un percorso di condivisione nazionale e locale. Serve il coinvolgimento del Consiglio regionale per individuare queste materie e anche per ottenere l'appoggio delle categorie, l'appoggio del sindacato, l'appoggio di tutti i mondi che ci possono aiutare in questa battaglia. Noi siamo convinti che se con concretezza affrontiamo questo tema sia possibile portare a casa il risultato. Andiamo adesso in altopiano, ci spostiamo a Gallio, dove sono iniziati i lavori di sistemazione del sentiero della Valle dei Mulini distrutto da Vaia. Partiti a Gallio i lavori di ripristino del sentiero della Valle dei Mulini, una valle molto apprezzata dagli escursionisti, rasa al suolo dalla tempesta Vaia. Piano piano si sta lavorando per riportare l'area a essere frequentata e ammirata. Il sentiero non era più percorribile. In molti tratti era sparito completamente, portato via dalla furia dell'acqua, e in altri tratti c'erano delle imponenti frane che occludevano appunto il sentiero, rendendolo impraticabile e pericoloso. Avviate dunque le opere di riqualificazione del sito e dal vice sindaco Denis Lunardi, in attesa del completamento della riqualificazione dell'area, una raccomandazione. La nostra avvertenza è quella di non percorrerlo, o perlomeno di non percorrerlo interamente. Sarà possibile arrivare fino all'ultimo mulino partendo da Gallio, poi da lì in poi è chiusa per motivi di sicurezza. In mezzo ci sono i scavatori, ci sono macchinari e quindi non è possibile percorrere. I lavori si protrarranno sino a metà luglio con tutte le difficoltà che si incontrano in area montana. In montagna i tempi di lavoro sono veramente ristretti ai pochi mesi estivi. D'inverno certi lavori come qui in valle sono impossibili da fare, quindi dobbiamo adattarci a farli in questi periodi
che ahimè sono anche periodi di affluenza turistica, ma dobbiamo collaborare tutti, dobbiamo stringere i denti, sopportare un po', perché alla fine avremo veramente la Valle dei Mulini, il sentiero rinato e accessibile a tutti. E restiamo sull'altopiano perché inizia la stagione dell'alpeggio e torna la paura per i lupi. Si avvicina la stagione dell'alpeggio, le malghe dell'altopiano di 7 comuni stanno per riaprire. Per l'ennesima estate agricoltori, allevatori e malgari dovranno fare i conti con la presenza dei lupi e naturalmente con le predazioni. Si ritorna in montagna con la paura del lupo e questo è un dato che ci è stato illustrato anche nei giorni scorsi attraverso una relazione che va a testimoniare una forte presenza su tutto l'arco alpino della nostra montagna, sia sul Bellunese ma anche sul Vicentino e il Veronese. La situazione è praticamente invariata da quasi un decennio, anzi le uniche variazioni sono quelle che riguardano l'incremento dei lupi in altopiano, certificato anche dalle ultime verifiche degli addetti ai lavori. È una situazione che si porta avanti da 10 anni, dove noi anche come Regione da 10 anni chiediamo ai vari governi che si sono succeduti comunque un piano di contenimento. La risposta? Eccola. La risposta da parte del Ministero è una risposta assurda, cioè che bisogna attendere un attimo i dati, che comunque è un animale tutelato a livello internazionale, però spiace constatare che gli altri paesi a livello europeo hanno adottato delle misure concrete anche con dei piani di contenimento. In Italia la situazione è un po' diversa, con tutte le conseguenze del caso. L'Italia, sull'onda dell'animalismo spinto, che non pensa più alla tradizione di montagna, alla cultura di montagna, ma soprattutto al mantenimento della nostra montagna, sta dicendo che praticamente va bene così, i lupi stanno bene in montagna, peccato però che anno dopo anno sono sempre meno gli agricoltori che decidono di portare i propri capi in montagna, creando così di conseguenza un abbandono dei pascoli e la perdita anche di quella che è, a parte la tradizione montana del nostro territorio, ma anche la perdita di prodotti tipici legati proprio ai formaggi d'alpeggio, e quindi è una tradizione millenaria. Il Giro d'Italia, la 18ª tappa del Giro d'Italia, passerà, anzi avrà arrivo previsto a Treviso, una giornata sicuramente importante per lo sport, ma in città scoppia la polemica. Ma i disagi ci sono, ma ci sono dappertutto, l'importante è che ci siano per un motivo. In questo caso è un motivo di grande festa, grandissima visibilità, anche se mi permettete un grande indotto economico oltre che turistico. L'arrivo del Giro d'Italia a Treviso giovedì è opportunità per tutti, al di là dei disagi alla viabilità e del malcontento per la chiusura delle scuole all'interno del territorio comunale. Ne è convinto il presidente dell'Ascom Federico Capraro, lo conferma il sindaco Mario Conte, che alla presentazione della tappa a Cassugana replica le critiche avanzate dal Partito Democratico. Capendo perfettamente tutti i disagi legati all'organizzazione dei nuclei familiari, faccio anche un appello di avere un po' di pazienza. Poi se c'è anche qualche schieramento politico che cerca di cavalcare la polemica senza sapere che per esempio in altre città dove loro amministrano i disagi sono i medesimi, quelle polemiche io le lascio al PD, perché mi piace di più la politica, quella responsabile e costruttiva, ma il PD oggi è preso così e quindi deve far polemica anche con l'arrivo del Giro d'Italia. Il disagio c'è, qualsiasi manifestazione, come diceva il sindaco, può creare di disagi. Ci dispiace molto, ma speriamo almeno potrebbe essere un messaggio per i giovani ciclisti, per i giovani bambini, magari approcciare anche questo meraviglioso sport che è il nostro ciclismo. I benefici a livello di indotto si vedranno non solo quel giorno, ma soprattutto in futuro, secondo i commercianti. La grande visibilità porta all'attenzione di Treviso in tutto il panorama internazionale, quindi non guardiamo solo all'indotto del giorno stesso, ma guardiamo all'indotto dei giorni dopo. E allora che festa sia, con attività ed eventi collaterali dalle colline del Prosecco al capoluogo, attesa una tappa veloce con arrivo in volata. Treviso per me merita questo evento perché è un evento mondiale, il Giro d'Italia in Treviso, sulla patria del ciclismo, fa solo del bene. Dopo 2 anni di sacrifici portare il Giro d'Italia qui è meraviglioso. Anno particolare sicuramente per noi, che festeggeremo l'anniversario del 100° anno della nascita di mio papà Giovanni, Nanni Pinarello, famosa maglia nera. È l'anno di Treviso città europea dello sport, quindi non solo il ciclismo ma anche tutti gli altri sport. Riabbracciare il Giro è una gioia immensa. E allora, al di là delle polemiche, una festa sicuramente per lo sport, una festa dello sport a
Treviso in occasione dell'arrivo del Giro d'Italia. E a proposito di festeggiamenti, ci spostiamo adesso a Bassano del Grappa per mostrarvi delle immagini molto simpatiche e curiose che faranno sicuramente felici i tifosi del Milan, perché insomma per celebrare lo scudetto rossonero, il 19° scudetto del Milan, le piazze di Bassano si sono colorate di fumogeni e di tanti tifosi in maglia rossonera che hanno intonato gli immancabili cori. Vediamo. Una folla rossonera, un'onda di entusiasmo ha letteralmente invaso le piazze di Bassano per i festeggiamenti del 19° scudetto del Milan. Il centro storico si è trasformato in una piazza Duomo in miniatura con fumogeni, balli e caroselli che raccontano quanta passione e quanta attesa ci fosse in città per il ritorno alla vittoria dei rossoneri. I più gettonati nei tanti cori sono stati mister Stefano Pioli, Ibrahimovic, Tonali, Leao e Giroud. E pensare che molti gestori dei bar in centro sono di fede nerazzurra, ma se in campo a vincere è stato il Milan, a Bassano ha vinto la sportività. Preso d'assalto anche il Milan Club Punto Rossonero, i festeggiamenti sono andati avanti fin dopo la mezzanotte e fra sfottò, abbracci e striscioni non poteva mancare anche a Bassano il live della nuova hit rossonera, Pioli is on fire. E da una fede all'altra, senza chiaramente mischiare il profano con il sacro, adesso ci spostiamo a Venezia perché dopo 1600 anni la reliquia di San Giacomo, custodita a Torcello, torna in città. Ricordate che il braccio di quell'uomo appartiene appunto a una persona che ha visto la trasfigurazione di Gesù. Dopo essere stata conservata per più di 1600 anni nella Basilica di Santa Maria Assunta a Torcello, d'ora in poi la reliquia di San Giacomo sarà esposta ai fedeli nella chiesa di San Giacometto a Venezia. Le ossa dell'avambraccio destro di uno degli apostoli che fu più vicino a Gesù furono donate a Sant'Eliodoro, vescovo prima di Aquileia e poi di Altino, all'alba del V secolo e arrivarono a Venezia in una sola occasione, nel 422, un anno dopo la fondazione della chiesa di Rialto, da cui si fa convenzionalmente risalire la nascita della città. Oggi qui voi avete la responsabilità di onorare uno degli apostoli che ha condiviso con Gesù i momenti della gloria e i momenti del dolore. La reliquia è arrivata lungo il Canal Grande a bordo di una bissona scortata da un corteo di imbarcazioni delle Remiere, in una cerimonia suggestiva conclusa dalla messa solenne celebrata dal patriarca Francesco Moraglia. La traslazione era stata chiesta dall'Arciconfraternita di San Cristoforo e della Misericordia, cui la chiesa di San Giacometto è concessa in uso dalla Curia Patriarcale dal 1932. Il suo infaticabile presidente Giuseppe Mazzariola è quasi commosso. Appena 3 anni fa il campanile della chiesa era pericolante. E si aspettava di vivere una giornata del genere? Speravo. Oggi che si è realizzata, cosa prova? È una grande soddisfazione, indubbiamente, anche perché abbiamo lavorato tanto qui, prima per i lavori e poi anche per questa traslazione c'è stato tutto un iter da seguire. Adesso ci spostiamo nella Marca perché mancano autisti e l'azienda di trasporto appunto della Marca trevigiana, la MOM, ha pubblicato un nuovo bando per l'assunzione di 25 conducenti di bus. Al momento noi abbiamo appena usufruito un bando precedente, abbiamo assunto più di 22 persone. Adesso stanno dando in pensione altri e quindi abbiamo necessità di un certo numero. Potrebbero essere una quindicina di altri autisti che vanno a rimpiazzare le persone che vanno in pensione.
autista cercasi. Dopo il caso di Savno, ora è l'azienda di trasporto pubblico MoMa a cercare personale. Passata la grande emergenza dell'inverno scorso, conseguente all'entrata in vigore del Green Pass, gli autisti sono ora tutti nuovamente in servizio, ma non basta in base al piano di turnover pianificato dall'azienda. Ecco dunque il nuovo bando che prevede anche un bonus per il conseguimento della patente E. Noi cerchiamo autisti con patente DE, con K ovviamente. DE vuol dire per mezzi articolati, quindi di tutte le dimensioni, e questi verranno assunti a tempo indeterminato. Abbiamo però anche previsto la possibilità di presentare domanda anche chi ha la patente D, cioè mezzi fino a 12 metri, e con l'intento però, mentre questi hanno a tempo determinato e nei 12 mesi devono ovviamente fare la patente E, e noi contribuiamo con un aiuto di 250 euro. Sono circa 25 le posizioni vacanti, di cui 15 nei servizi di trasporto pubblico locale e 10 per i servizi scuolabus. È richiesta età non superiore ai 50 anni e diploma di licenza media. Ma come si spiega questa difficoltà a reperire autisti? Sicuramente il costo per il conseguimento della patente ha un peso, ma secondo il presidente di MOM non è sufficiente a giustificare una tale carenza. Probabilmente il reddito di cittadinanza non aiuta sicuramente a trovare persone che vengano a lavorare. Probabilmente il lavoro dell'autista è un lavoro che ha un certo stress e che quindi i giovani poco si avvicinano a questa tipologia di lavoro. E adesso torniamo a Padova per parlare di arte, per parlare di cultura, di architettura, per parlare del Torrione della Gatta. Cercavo solo di liberarmi. Magari fossi stata così comoda. Anno del Signore 1509, Padova viene assediata dai lanzichenecchi dell'imperatore Massimiliano d'Asburgo alla guida della Lega di Cambrai per sconfiggere la Serenissima Repubblica di Venezia. A salvare la città e Venezia sarà una povera gatta issata al lancione di un soldato. È la gatta a cui è dedicato questo imponente torrione ad accogliere il visitatore che ogni sabato e domenica, indicazioni per l'ingresso sul sito dell'associazione Comitato Mura, potrà entrare in questi luoghi di memoria. Venite a prenderla, su chi vuol la gatta, dice una canzone che è composta al tempo proprio in quell'occasione. E poiché l'assedio è fallito, è diventata l'eroina di quell'assedio ed è diventata la gatta da assedio, diciamo, per eccellenza. Venezia avrebbe potuto scomparire 3 secoli in anticipo rispetto alla sua fine vera. Padova ha salvato Venezia, o meglio Venezia si è salvata a Padova. Monumento della doppia memoria, questa cappella ricavata alla base della torre serbatoio dell'acquedotto, perché ricorda il tragico bombardamento dell'11 novembre 1916, quando morirono 93 padovani. Una dei 4 bastioni, più uno raccontati grazie al progetto di museo narrante e multimediale. Le mura si visitano grazie a un'app dopo l'ingresso, realizzato da un gruppo di oltre 40 volontari. Credo che a qualsiasi padovano chiedessimo ma disegnami più o meno le mura, non lo saprebbe fare, eppure le vede ogni volta che guarda una carta geografica o guarda Google Maps, le vede la forma, quel triangolo bislacco che identifica per sempre Padova, sono le mura. Quindi un monumento così identitario è difficile, più identitario di questo, diciamo, è difficile immaginarselo, eppure non lo si vede. Quindi noi abbiamo inventato un modo diverso. Parliamo adesso delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, perché gli ambientalisti hanno scritto al presidente del CIO di Losanna chiedendo maggiore trasparenza.
Dire che gli ambientalisti di Italia Nostra per Altre Strade Dolomiti, Gruppo Parco Cadore e Comitato Civico Cortina siano sul piede di guerra ormai è un eufemismo. Sulle attività legate alle Olimpiadi Invernali 2026 chiedono trasparenza e per farlo questa volta hanno inviato una lettera a Thomas Bach, presidente del CIO a Losanna. I nodi del contendere sono stati messi nero su bianco, dalla progettazione preliminare del rifacimento della pista da bob, già portata a termine ma ancora sconosciuta, alle valutazioni alternative già prospettate dal CIO stesso, dal villaggio olimpico previsto in una zona a rischio idraulico e del centro stampa, alla Medal Plaza fuori Cortina, in località priva di parcheggi e di ogni altro servizio, senza parlare dei ritardi, sui quali oggi però il presidente Zaia ha chiarito. Tutte le attività, le infrastrutture delle Olimpiadi sono assolutamente progettate, programmate e saranno realizzate, dopodiché c'è il contorno, ad esempio la viabilità, la variante di Longarone, piuttosto che la variante di Cortina e altre opere che sono state messe in cantiere, come sono state messe in lavorazione, alcune vedranno la luce prima, altre a seguire, ma comunque tutto si porterà a termine. Insomma, le Olimpiadi si faranno anche se il concentrato di opere non sarà disponibile entro i tempi previsti. Cortina e la Valle del Boite si presenteranno all'appuntamento come un grande cantiere aperto, scrivono gli ambientalisti, con le immaginabili conseguenze sulla viabilità, sui giochi e sull'immagine stessa dell'Italia e del CIO. Quel che è certo è che resta massima l'attenzione sull'aspetto della legalità. Stiamo assolutamente portando avanti la massima collaborazione con le autorità preposte a vigilare, non ultima, anzi per prima con la DDA, e ne ho parlato anche con il procuratore, il dottor Cherchi, perché comunque l'attenzione deve essere massima e soprattutto ci vuole la collaborazione dei cittadini. Difficile dire se questa lettera produrrà gli effetti sperati. Il clamore per i giochi non è solo quello auspicato di un grande rinascimento per la terra bellunese, ci sono anche le posizioni contrarie e gli ambientalisti non vogliono che cadano nel vuoto. Una giornata a piantare nuovi alberi in città, succede a Vicenza. Siamo qui oggi in 6 volontari per mettere a dimora questi splendidi carpini bianchi per completare il perimetro di questo parcheggio e quindi completare tutta la siepe laterale. I grandi progetti non si possono fare da soli ma vanno fatti in collaborazione, quindi oggi un grazie da parte nostra per il sostegno, l'incoraggiamento e la donazione delle piante, quindi ringrazio Emiliano e Diego per la loro fiducia e aiuto in questo momento per poter portare e realizzare il progetto di continuare a migliorare il verde nella nostra città di Vicenza. I cittadini protagonisti nel Park Cricoli dei patti collaborativi con il Comune di Vicenza colpiscono ancora. I residenti, a ridosso di questo grande parcheggio cittadino, hanno voluto adottare questo ampio spazio cementate, responsabilizzandosi per quanto riguarda la riqualificazione del verde. Avevano già provveduto qualche mese fa a mettere a dimora alcune piantine allevate con cura in casa, in alcune aiuole tra i posti auto, e ora si sono lanciati in una nuova giornata di piantumazione in collaborazione con l'associazione Alberi Felici di Vicenza. 55 persone, di cui 25 bambini, si sono dedicati insieme a mettere a dimora nuovi alberi, un'azione collettiva promossa per valorizzare lo spirito green e incoraggiare il desiderio di prendersi cura di una parte del bene comune. 60 alberi, 60 carpini bianchi che avranno un grandissimo risultato, un grandissimo beneficio a livello ambientale. Do alcuni numeri, grazie a questi alberi riusciremo a stoccare oltre 1800 kg di CO2 e a catturare 4200 grammi, 4,2 kg di PM10 e PM2,5, quindi un grande risultato dal punto di vista ambientale. Ma questo progetto, il progetto di Park Cricoli e fatto con l'associazione Alberi Felici Vicenza, assume un valore ancora più importante e ancora più grande, perché è una comunità che si riappropria del proprio spazio e che si dà da fare per migliorare l'ambiente della propria città e del proprio territorio. Quindi questo impatto sociale positivo è per noi sicuramente un grande risultato. E con la natura, con il verde, si chiude questa edizione di Focus TG. Non mi resta che ricordarvi gli appuntamenti serali dell'informazione su Rete Veneta, TG Bassano, TG Vicenza, il Focus, il nostro talk di approfondimento alle 21:15. Vi do appuntamento a domani. Grazie e buona giornata.